Buonasera a tutti, io sono Riccardo Pasqualin e innanzitutto ringrazio la libreria Pangea per avermi concesso i suoi spazi per presentare qui oggi una mia ricerca. Pangea è una libreria dedicata alla geografia e la mia presentazione di oggi cercherà di essere incentrata sulla geografia, o meglio sulle geografie, perché è una disciplina plurale che ha tante diramazioni e tanti ambiti di studio differenti. Il personaggio di cui parliamo oggi, il bellunese Antonio Maresio Bazzolle, ben si collega appunto alla geografia. È un autore che ci ha lasciato dei testi che molto spesso vengono citati in opere di carattere geografico, una grande miniera di notizie utili per studi di geografia culturale, ma anche di geografia economica del Veneto, secondo una prospettiva, potremmo dire, storica, quindi di osservazione del passato, di analisi e di confronto con il presente. Bazzolle è una fonte molto importante con le sue opere per cercare di studiare, di comprendere l'evoluzione della forma del territorio, del paesaggio non solo bellunese ma anche della campagna veneta. Tuttavia Maresio Bazzolle è stato anche quello che oggi definiremo un appassionato di geopolitica, solo che nella sua epoca la parola geopolitica ancora non esisteva. Maresio Bazzolle è nato nel 1818 ed è morto nel 1896 e la prima attestazione che abbiamo dell'uso della parola geopolitica risale al 1899, per cui 3 anni dopo la sua morte è stata coniata questa parola che evidentemente lui non poteva conoscere. Tuttavia siamo sempre alla fine dell'Ottocento e lui aveva questa ottica nello studio dei rapporti tra le potenze. La geopolitica, lo dico sin da subito per chi magari non si interessa di questo argomento, di questa disciplina, è una cosa completamente diversa rispetto alla geografia politica. Sono due cose completamente differenti e non bisogna confonderle. La geografia, abbiamo detto, dicevamo, la geopolitica come parola compare nel 1899, originariamente questa espressione, questa disciplina era stata intesa come studio della politica estera degli stati, paragonati anche a degli organismi viventi, quindi con quest'ottica particolare, considerare gli stati, studiare gli stati come se fossero anche degli esseri viventi nel loro funzionamento, nelle loro, diciamo, funzioni vitali. Ecco, lo studio della politica estera degli stati come fenomeno determinato dalla geografia, la quale geografia in quell'epoca, alla fine dell'Ottocento, secondo quella che era la corrente principale, più importante tra i geografi dell'epoca, era intesa come scienza del sangue e del suolo. Sangue e suolo sono due concetti che sono fortemente presenti anche nell'opera di Maresio Bazzolle, il quale è vero che è nato prima che appunto nascesse l'espressione geopolitica, cioè scusatemi, è morto prima che nascesse l'espressione geopolitica, è morto nel 1896, tuttavia ha respirato il clima di quell'epoca ed è stato un figlio dei suoi tempi. Spesso Maresio Bazzolle è stato liquidato come un uomo che apparteneva a un'altra epoca, un uomo con una mentalità settecentesca. In realtà, se studiamo le parole di Maresio Bazzolle ci rendiamo conto di quanto lui avesse elaborato il pensiero, le ideologie del suo tempo. Maresio Bazzolle è un uomo della sua epoca, un uomo dell'Ottocento, e nelle sue opere si percepisce l'influenza del determinismo geografico, che era la corrente prevalente tra i geografi della sua epoca. Maresio Bazzolle ha scritto moltissimo, la maggior parte delle sue opere sono rimaste manoscritte, lui non le ha date alle stampe finché era vivo, ha pubblicato una parte minoritaria di tutto quello che aveva scritto,
nella sua vasta bibliografia dobbiamo considerare soprattutto due testi per capire la sua figura. Cronologicamente il primo sono gli Annali di Belluno, un'opera che lui inizia a scrivere nel 1851, è un diario quotidiano, una cronaca che lui continua a compilare ogni giorno fino al 1894, 2 anni prima di morire, poi gli sono mancate le forze. Sono una serie di volumi, non sono mai stati stampati, pubblicati integralmente, ne è stata pubblicata solo una porzione, è conservata questa serie di manoscritti nella Biblioteca Civica di Belluno ed è un diario molto particolare, nel senso che Bazolle nel giro di poche righe possiamo dire che modifica l'obiettivo della sua macchina da presa, della sua macchina fotografica, come vogliamo immaginarla, insomma la sua ottica, dall'estremamente piccolo all'estremamente grande. Per cui è come un fotografo appunto che riduce e amplia l'obiettivo, nel giro di poche righe, di poche pagine, lui passa da parlare di questioni relative al suo stato di salute, a questioni, a faccende della sua famiglia, fino a parlare per esempio della guerra di secessione negli Stati Uniti d'America. Passa dal racconto di un lupo che si è introdotto nel centro abitato di Belluno ed è stato abbattuto, a descrivere quella che è stata giorno per giorno, tramite i giornali che lui leggeva, quella che è stata l'avventura di Massimiliano come imperatore del Messico. Per cui è molto interessante passare dalle vicende, per esempio, di un paesino vicino a Belluno con la sua sagra, a, non so, avvenimenti politici di portata ben maggiore come i rapporti tra l'impero zarista e l'impero ottomano, che in quel momento è in decadenza e che Bazolle per tutta la sua vita ha osservato, studiato con grande attenzione nel suo processo di spacimento. Negli Annali di Belluno noi abbiamo il Bazolle, potremmo dire, geopolitico, studioso, appassionato di geopolitica. Qualche anno più tardi, dopo l'inizio degli Annali di Belluno, lui inizia un'altra opera che non ha mai pubblicato finché era in vita, o meglio, ne ha pubblicato solo degli estratti, che è un trattato legato a quella che era la sua professione. Si intitola Il Possidente Bellunese, anche questo manoscritto è conservato nella Biblioteca Civica di Belluno, e lui era un possidente bellunese, era la sua professione, lui era un proprietario terriero, e in questo trattato piuttosto disordinato lui ha cercato di toccare ogni aspetto della vita rurale, quindi parla di agricoltura, parla di pastorizia, parla di rapporti tra il proprietario terriero e i braccianti e i contadini, quindi parla di contratti agricoli, parla di affitti, parla di tecniche agricole, di tecniche relative all'allevamento, quindi di vaccinazione degli animali, castrazione degli animali, di diverse tipologie di piante, diverse tipologie di strumenti. È molto minuzioso in queste sue descrizioni. È interessante il fatto che in questo trattato lui utilizzi soventemente anche delle parole bellunesi, perché lui si presenta dicendo: io sono innanzitutto bellunese e veneto, perché non stupitevi se userò anche delle parole della mia lingua bellunese. Anche quest'opera ha una storia particolare, è stata pubblicata qualche decennio fa, finché Bazolle era in vita non è stata pubblicata integralmente, ne ha pubblicato solo alcuni estratti. È stata per Bazolle una specie di sagrada famiglia, nel senso che lui ci ha lavorato tutta la vita, ci ha messo mano tutta la vita. Il manoscritto che noi abbiamo non è detto che fosse arrivato a una sua forma definitiva, forse se avesse avuto tempo e energia avrebbe continuato ad aggiungere materiali, avrebbe continuato a scrivere. Ecco, nel Possidente Bellunese noi abbiamo appunto materiali ottimi, come dicevo prima, per lo studio della geografia economica, ma della storia della geografia economica veneta e bellunese, ma anche materiali ottimi per la geografia culturale, perché lui parla anche dei rapporti interni a una comunità rurale, per cui le abitazioni dei contadini, la vita quotidiana dei contadini, lui parla del filò, delle abitudini che i braccianti avevano, dei matrimoni tra i contadini, come il contadino tende a scegliere sua moglie, quali sono i gusti delle donne e degli uomini contadini del bellunese. Molto interessante, profondamente interessante.
ma ha scritto anche molto altro. Tuttavia, allora, quando parliamo del Bazzolle come geopolitico è chiaro che emerge quello che è il suo pensiero. Tuttavia, anche in Bazzolle, potremmo dire, studioso del suo lavoro, quindi studioso dell'agricoltura, studioso della pastorizia, emerge sempre il suo pensiero politico, da cui il sottotitolo, il titolo del libro che vi presento oggi della mia ricerca, Antonio Maresio Bazzolle, Antirisorgimento Veneto, un libro che ho pubblicato con la casa editrice Club Autori Indipendenti. Ne approfitto anche per salutare come sempre l'editore. Antirisorgimento Veneto. Antonio Maresio Bazzolle è stato uno di quegli scrittori di area veneta che ha vissuto il processo risorgimentale, perché lui è nato nel 1818, è riuscito a vederlo tutto fino alla Bressa di Porta Pia, che possiamo dire è il coronamento del risorgimento, e ha visto anche le conseguenze, anche quello che è venuto dopo il risorgimento. Ed è stato uno di quegli scrittori che, almeno da un certo punto di vista in poi, inizia a vivere questo mutamento e a raccontarlo con toni estremamente negativi. Bazzolle, diciamo, da poco prima della proclamazione del Regno d'Italia, inizia a dare un giudizio molto negativo del processo risorgimentale. Per cui uno scrittore critico del risorgimento. Però mi soffermo ancora sul titolo. Perché ho scelto di intitolarlo Antirisorgimento Veneto, questo volume? Per la completezza del racconto di Bazzolle, nel senso che con gli annali di Belluno, ma anche con il Possidente bellunese, in cui lui comunque mette i suoi giudizi politici, lui riesce veramente a fornirci un racconto dettagliato, cronologicamente completo del risorgimento, raccontandolo però da un certo punto in poi in maniera completamente antitetica rispetto a quella che è la memorialistica a cui potremmo dire siamo solitamente abituati, insomma, per un lettore medio, anche fino a qualche anno fa, anche per gli studenti, era più normale imbattersi solitamente, non so, nelle memorie di Garibaldi, dal quarto al Volturno Notarelle di uno dei 1000, insomma, quella memorialistica a cui siamo tutti abituati, potremmo dire di parte, di carattere patriottico, di parte patriottica. Bazzolle invece esprime delle idee che ci trasmettono, ci permettono di ricostruire una sorta di visione rovesciata, capovolta del risorgimento, un risorgimento vissuto come una sconfitta, vissuto anche con una certa sofferenza, come un processo che porta al rischio di un annientamento della memoria, un annientamento delle culture locali, un processo risorgimentale che a tratti lui descrive, ricorda anche in termini di burletta, se ne prende anche gioco. Questo è il significato del sottotitolo che volevo dare a questo testo, cioè io non volevo dire che Maresio Bazzolle è stato il più importante scrittore antirisorgimentale veneto, perché se dovessimo soffermarci su questa categoria, in Veneto e nello specifico a Padova, anche se devo essere onesto, avremmo degli scrittori che sono stati, potremmo dire, dei critici ben più feroci e anche forse più organici, più intelligenti di lui. Per esempio potremmo citare Monsignor Pietro Balan, professore di storia del seminario di Padova, oppure un suo amico giornalista Giuseppe Sacchetti, che è stata una figura di spicco della pubblicistica legata all'opera dei congressi, all'ambito del cattolicesimo intransigente veneto. E poi dovremmo citare un amico di entrambi che è stato Alessio De Besi, un altro padovano. Questi scrittori, ma potremmo dire in generale l'ambiente del cattolicesimo intransigente veneto, di quella scuola di pensiero controrivoluzionaria dell'opera dei congressi, loro sicuramente sono stati anche dei critici più feroci, se vogliamo essere onesti, forse più completi nell'analisi, non ci hanno lasciato delle cronache così dettagliate, però ecco, io ho scelto questo sottotitolo Antirisorgimento Veneto in ragione di questa narrazione completa e capovolta, antitetica, che Bazzolle ci ha lasciato. Mi è dispiaciuto che magari qualcuno abbia frainteso, non abbia capito che cosa intendessi dire, però francamente sarebbe bastato leggere il mio testo e sarebbe bastato soffermarsi magari anche solo sulle prime pagine in cui avevo subito spiegato il significato di quello che volevo dire. Comunque, chi è stato Antonio Maresio Bazzolle? Abbiamo detto quindi un proprietario terriero bellunese, lui nasce nel 1818,
da padre borghese e madre nobile. I Maresio Bazzolle sono una famiglia bellunese che era riuscita, nonostante gli stravolgimenti storici della caduta della Serenissima, l'alternarsi di francesi e austriaci, la restaurazione, a costruirsi una posizione sociale importante nella vita comunitaria, potremmo dire, bellunese. Quindi erano riusciti a diventare una famiglia borghese di spicco. Il padre di Maresio Bazzolle era asceso al rango di possidente e il successo sociale di quest'uomo, del padre di Antonio, era stato sancito anche dal matrimonio con una nobildonna. Essendo una famiglia benestante, permettono al figlio di fare dei discreti studi. Allora, a Belluno gli studi, potremmo dire, elementari si potevano fare nelle scuolette parrocchiali dei sacerdoti, o talvolta organizzate anche dai privati. Non si pagava, però ovviamente non tutti frequentavano questi corsi, perché ovviamente la maggior parte dei bambini venivano mandati a lavorare nei campi dalle famiglie, va bene, c'era bisogno di forza lavoro, per cui questi bambini non venivano mandati a studiare. La situazione del piccolo Antonio è completamente diversa, per cui ha la possibilità di studiare e lui inizia sicuramente i suoi studi in casa e ha un precettore molto importante. Lui ha un maestro che è stato molto importante e credo di essere stato anche il primo ad aver messo effettivamente in luce quello che è stato il peso della figura del suo maestro nella sua formazione. Il maestro di Antonio Maresio Bazzolle in questa fase della sua vita si chiama Carlo Viena, è un sacerdote, un letterato, un linguista, uno studioso della lingua, in un momento importantissimo, quando c'è il dibattito in corso sulla questione della lingua italiana. Carlo Viena è un purista, però oltre a dedicarsi allo studio delle belle lettere, della letteratura italiana, della grammatica, è stato anche il primo a compilare un dizionario, un vocabolario della lingua bellunese che noi abbiamo conservato inedito, questo non è mai stato pubblicato, nella Biblioteca Civica di Belluno. Credo che sia stata determinante l'influenza di questo personaggio nella formazione di Maresio Bazzolle, il quale, oltre ad avere comunque le memorie della sua famiglia, una famiglia borghese in cui però si erano sempre compilati dei diari, lui aveva dei manoscritti di famiglia appartenenti per esempio a suo zio, con memorie di quello che era successo alla fine del Settecento, nei primi anni dell'Ottocento. Ecco, a queste memorie familiari si somma anche l'impronta data da Carlo Viena, un uomo molto legato a quelle che sono le tradizioni municipali, molto attento ai costumi locali, appunto alle parole, un compilatore di un dizionario della lingua bellunese, e anche un uomo che nel suo dizionario ha un'idea di pluralità della cultura, nel senso che c'è un manoscritto in cui Carlo Viena dice che nel solo territorio bellunese c'è una pluralità di linguaggio che lui paragona utilizzando un'espressione che si ritrova in diversi testi della letteratura italiana, si usava a quell'epoca, oggi risulta desueto e va anche spiegato, la paragona alla quantità di mosche che c'è in Puglia. Noi in diversi testi della letteratura italiana abbiamo la Puglia presentata come terra ricca di mosche e di insetti. Probabilmente è un modo per dire che la Puglia era una terra molto fertile. Pare fosse questo il significato di questa espressione. Comunque lui dice subito, nel bellunese non è che esiste una lingua, c'è una pluralità di lingue, c'è un cambiamento di lingue e di costumi da un paese a quell'altro. Questa è la forma mentale che anche il suo allievo Antonio Maresio Bazzolle eredita. Quindi un'idea di identità plurale, non monolitica, un'idea di rispetto per quelle che sono anche le particolarità che si riscontrano a distanza veramente di pochi chilometri, di poche miglia da un posto a un altro, che Maresio Bazzolle ha sempre considerato sacre e da conservare. Bazzolle probabilmente sin dalle origini della sua formazione assume questa forma mentale e poi la sviluppa nella sua maturazione politica. Lui arriva a maturare un pensiero politico di stampo autonomista, di stampo federalista, una visione politica che prevede
un grande rispetto, una grande consapevolezza di quella che è l'importanza dei corpi intermedi, delle autonomie locali e dei particolarismi appunto locali, delle singole identità municipali che per Bazzolle sono sempre rimaste un valore sacrosanto. Lui ha cambiato diverse volte pensiero nel corso della sua vita, però questa è stata una costante. Il pensiero autonomista federalista, il rispetto della dimensione locale è sempre stato molto importante in tutte le fasi della vita e del pensiero di Maresio Bazzolle. Dicevamo, Bazzolle ha la possibilità di studiare e prosegue i suoi studi. Lui perde la mamma presto, rimane soltanto con il papà e gli esprime la volontà di studiare all'Università di Padova. All'inizio il genitore sembra che sia un po' titubante, però alla fine, nonostante probabilmente abbiano avuto un diverbio, alla fine il padre appoggia la decisione del figlio e ne è anche piuttosto orgoglioso, nel senso che dobbiamo un po' immaginarci, dalle lettere di suo padre, dobbiamo un po' immaginarci anche quella che è stata la situazione di tante famiglie venete dopo il miracolo economico, quindi famiglie contadine o ex contadine che per la prima volta si sono trovate ad avere un figlio che studia all'università. Allora, i Bazzolle erano già una famiglia borghese, una famiglia di possidenti, però in queste lettere di un padre al figlio che studia diritto all'Università di Padova c'è tanto orgoglio. Quindi Antonio inizia a studiare all'Università di Padova, ha dei buoni professori, inizia già in questa fase della sua vita a interessarsi, diciamo, a questioni di politica estera, di storia dei diversi paesi, una storia con una prospettiva universale, come si usava a quell'epoca, c'erano proprio dei libri di storia universale, si può ricordare la famosa storia di Cantù, di Cesare Cantù, storia universale, che vorrebbe raccontare tutta la storia del mondo. A un certo punto però Bazzolle dice mi trasferisco a studiare a Vienna, per cui va a studiare a Vienna, deve dimostrare di sapere tedesco, saper sostenere degli esami in tedesco e suo padre è ancora più orgoglioso, se non che Antonio, come tutti gli studenti fuori sede, non risiedeva stabilmente né a Padova né a Vienna, ogni tanto doveva anche tornare a casa sotto le feste. Una di queste volte gli capita di tornare a casa e riceve dallo zio la notizia che suo padre è morto, noi siamo nel 1841. Lo zio gli consegna le carte di famiglia, gli consegna le redini della famiglia, gli dice sei tu il capofamiglia, devi pensare di gestire tutto. E Antonio dice non posso più studiare a Vienna, per cui devo pensare a che cosa fare anche nei miei studi. Allora lasciar perdere tutto sarebbe stata una perdita di denaro e anche non gli avrebbe dato ovviamente quella minima soddisfazione che si aspettava. Che cosa decide di fare? Decide di trasferirsi nuovamente con gli studi a Padova, quindi tornare più vicino a casa, e conclude i suoi studi anche con una tesi molto interessante sulla necessità della rieducazione dei criminali, dei prigionieri. Quindi il carcere non soltanto come pena, ma anche come luogo in cui ci devono essere delle misure per risolvere alla radice il problema della delinquenza, quindi rieducare, offrire degli strumenti morali, materiali, di lavoro, di insegnamento per la riabilitazione di chi ha compiuto dei delitti in modo che non commetta più azioni illegali. Conclusa però la parentesi degli studi universitari, lui deve tornare a dedicarsi a quelle che sono le questioni della sua famiglia, deve gestire i beni della sua famiglia. Per cui probabilmente non era completamente, diciamo, estraneo alla gestione dei beni di famiglia. Probabilmente suo padre lo aveva formato già fin da bambino a prendere in mano quello che doveva essere ovviamente il suo destino, cioè di essere un proprietario terriero. Però, insomma, trovandosi nella necessità di dover gestire lui la famiglia, insomma, deve fare di necessità virtù e imparare bene e in fretta. Per cui sistema la questione dei beni di famiglia, impara ad amministrarli e a gestirli, sistema anche i suoi fratelli, per cui si prende cura dei suoi fratelli e di sua sorella, diventa appunto capofamiglia, si sposa anche perché sente la necessità di avere una donna al suo fianco che gli faccia compagnia, che lo aiuta nelle questioni familiari, trova anche una brava ragazza a cui lui è stato molto legato, lei è venuta a mancare prima di lui è rimasto vedovo seppur molti anni dopo e ci ha sofferto tanto, per cui è stato anche un legame molto sentito. Se non che siamo negli anni 40 dell'Ottocento, Bazzolle nasce 3 anni dopo la restaurazione, nel 1818, siamo sotto il Regno Lombardo-Veneto e
dato che le questioni di famiglia lui le sa gestire bene, decide di pensare di partecipare anche alla politica della vita comunitaria bellunese, per cui decide di iniziare anche delle esperienze con il comune di Belluno. Diciamo che inizia a fare un po' di politica, di interessarsi un po' di politica a livello locale, ricoprendo diverse cariche. Se non che a un certo punto potremmo dire che tra capo e collo lui si trova nel 1848. Allora, è un po' difficile capire qual era stato il pensiero di Bazzoli in questa prima parte della sua vita. Allora, il suo maestro Carlo Viena era un legittimista. Era normale all'epoca, anche per i bambini piccoli, iniziare subito a parlargli di politica internazionale, anche semplicemente della politica che li riguardava in maniera diretta, della loro città, del loro stato, del Regno Lombardo-Veneto, dell'Impero d'Austria. Per cui può darsi che questo maestro legittimista gli abbia instillato anche delle idee di questo tipo. Se non che Bazzolle si trova ad essere a Venezia durante il Carnevale, quando ci sono le prime agitazioni che preludono a quella che sarà la rivoluzione del 48. All'inizio è prudente, molto prudente, torna a Belluno, se non che a un certo punto scoppia la rivoluzione europea, arriva la rivoluzione a Venezia, arriva la rivoluzione anche a Belluno, ancora una volta è prudente, però a un certo punto supera la prudenza e prende anche con entusiasmo questo cambiamento. Lui in famiglia ha sempre sentito racconti sicuramente sulla Repubblica Veneta dai suoi familiari, dalle persone anziane del paese che lui frequentava, e si entusiasma. C'è questo Daniele Manina che ha proclamato una nuova Repubblica Veneta, il governo bellunese provvisorio si è legato a quello di Venezia, è nata una nuova Repubblica Veneta liberale, democratica, che unisce le glorie del passato alle necessità del presente, agli elementi di modernità adatti a quell'epoca, secondo proprio l'espressione, la formula molto famosa utilizzata da Daniele Manini. Ed effettivamente Bazzolle rimane colpito, anche perché, soprattutto nelle comunità montane venete, si diffonde la speranza che possano essere restaurati quei privilegi intesi etimologicamente come leggi locali, leggi particolari legate ad un territorio, che avevano caratterizzato questi territori appunto durante il periodo della dominazione veneta, per cui dicono torneremo ad essere trattati come una volta con delle leggi adeguate al nostro territorio, torneremo, si spera, a stare bene. Bazzolle in questo periodo si pone come repubblicano e come federalista. Questa è la sua prospettiva, un'idea di federalismo che è anche diversa da quella di Daniele Manini, perché Daniele Manini vede il federalismo come una fase intermedia per arrivare all'unificazione, un percorso per arrivare all'unificazione. Per Bazzolle il federalismo è una filosofia, oltre che di governo, di vita permanente, cioè è l'unico modo, e lo svilupperà questo pensiero negli anni, a suo giudizio, per amministrare non soltanto, per tenere insieme non soltanto l'Italia, ma anche il territorio veneto e bellunese. Cioè Bazzolle è perfettamente consapevole, e lui lo ribadisce nei suoi scritti, che la provincia di Belluno è una creazione napoleonica. Prima c'era Belluno, Feltre e Cadore, territori che erano stati accorpati e che non andavano d'accordo, e questi dissapori saltano fuori anche durante il 48, nel senso che i diversi centri non vogliono dialogare tra di loro, perché sentono di essere stati uniti forzatamente e vogliono emergere ovviamente con la loro identità, con le loro particolarità. Bazzolle è molto sensibile a questo. Lui durante il 48 è a Venezia, quando gli austriaci iniziano la riconquista lui è a Venezia, esprime anche il suo punto di vista, nel senso che lui vede anche le città di terraferma darsi a Carlo Alberto, si parla anche di fusione, cioè di Venezia stessa che si affida al Regno di Sardegna, arrivano dei commissari, poi Manin riprenderà in mano le redini della città. Bazzolle non è assolutamente contento dell'idea della fusione, scrive anche un manifesto, dà il titolo proprio emblematico: deve Venezia darsi a Carlo Alberto? Punto di domanda. No, punto esclamativo. Lui dice: siamo in una fase di guerra, non possiamo decidere finché, come si dice nel gioco del biliardo, finché non abbiamo le palle ferme non possiamo fare altri tiri, per cui dobbiamo aspettare una situazione di tranquillità per decidere il nostro destino, il destino di Venezia. Le città di terraferma hanno deciso di darsi al Regno di Sardegna,
Può darsi che Venezia rimanga una repubblica per conto suo, chi lo sa, lo decideremo quando sarà finita la guerra, non in questo momento. Dobbiamo darci a Carlo Alberto perché è in corso una guerra. Carlo Alberto ci ha dato delle garanzie di affidabilità, è un buon re che non può mentire, per cui non ci tradirà mai, noi possiamo fidarci di lui e fare le nostre scelte politiche autonomamente dopo la fine della guerra, non prima. Può darsi che i veneziani votino per l'unione al Regno di Sardegna, può darsi, nascerà un Regno dell'Alta Italia con Venezia. Se questo succederà, Venezia deve avere delle garanzie, cioè non possiamo darci al Regno di Sardegna, a questo Regno dell'Alta Italia in costruzione, se prima non abbiamo delle garanzie di franchigie commerciali. Quindi Venezia deve avere delle particolarità legali, come per la sua situazione di città lagunare, di città portuale. E altre cose le decideremo per tempo debito. Abbiamo un arsenale, tutte le navi del Regno dell'Alta Italia saranno prodotte da noi, per cui la città per sopravvivere ha bisogno di leggi particolari, nel senso che Badoglio si rendeva già conto che Venezia stava venendo depotenziata, c'era una popolazione che stava iniziando a calare, si stavano perdendo tante attività legate alla città, ma questo è un fenomeno che era iniziato con la caduta della Repubblica. Quando Venezia era la dominante, aveva un ruolo di preponderanza, anche semplicemente la nobiltà veneta, il patriziato veneto non poteva trasferirsi fuori da Venezia, per cui tante attività, anche semplicemente legate al patriziato, molto banalmente restavano a Venezia. Nel momento in cui cade la Serenissima, Venezia inizia a perdere importanza. Badoglio si rende conto che in una certa misura Venezia, per restare in vita, deve avere, non diciamo propriamente un ruolo di dominante, ma perlomeno delle leggi particolari che le diano delle garanzie, che è un argomento molto caldo che si continua a trattare ancora oggi. Anche oggi si parla di una legislazione, di un'autonomia particolare per la città di Venezia. Comunque sia, la rivoluzione del 48 sappiamo tutti come va a finire poi con Venezia che cade di nuovo in mano agli austriaci nel 49. Badoglio però non rimane fino alla fine dell'assedio, se ne va via prima, se ne torna a Belluno. Noi penseremo che la cattiva polizia austriaca lo arresta immediatamente, invece gli austriaci adottano per quanto possibile una politica di perdonismo, per cui a meno che uno non fosse proprio un rivoluzionario incallito, potremmo dire irrimediabilmente compromesso con la rivoluzione, viene lasciato dov'è. Per cui non solo Badoglio torna a casa tranquillo con tutti i suoi beni, la sua famiglia, nessuno gliela tocca, eccetera, ma diventa addirittura il primo podestà non nobile di Belluno. E lui ne è orgoglioso di questo fatto, perché dice: questo è il traguardo dell'ascesa sociale della mia famiglia. Nel 51 lui inizia a scrivere gli Annali di Belluno, dopo aver scritto anche delle opere in cui lui racconta dal suo punto di vista l'avventura del 48 veneto e veneziano. Da quello che capiamo dagli Annali di Belluno, lui è vero che è un funzionario austriaco, cioè lui è podestà di Belluno sotto l'Austria, però continua ad avere fiducia nel processo risorgimentale, cioè lui dice non si è fermata qui e guarda anche con fiducia alla Casa di Savoia. Sì, lui non è che si metta con decisione contro l'Austria, in quanto podestà di Belluno lui addirittura incontra personalmente Francesco Giuseppe, ha modo di parlargli a nome della comunità bellunese. Non è che sia radicalmente anti-austriaco, però ha fiducia che prima o poi le idee della modernità, come le definisce lui, quel cambiamento iniziato con la rivoluzione francese, arriverà a dare dei frutti anche in Italia. Per cui lui segue anche con un certo entusiasmo, per esempio, la seconda guerra d'indipendenza, si parla di una prospettiva federale, come andrà a finire, come non andrà a finire. C'è l'allargamento del Regno di Sardegna, l'impresa dei 1000 quando parte gli sembra una cosa molto buona, ci sono anche dei veneti che combattono con Garibaldi, gli sembra stupefacente il crollo repentino del Regno delle Due Sicilie come un castello di carte, dice è in moto un cambiamento radicale avviato dalla rivoluzione francese, che è il più grande cambiamento, lui dice, nella storia dell'umanità dai tempi della predicazione di Gesù Cristo. A distanza di alcuni anni esprimerà un parere completamente opposto sulla rivoluzione francese. Fino a qui gli pare tutto bene. Sì, la prospettiva federalista è stata messa da parte, però gli pare tutto bene, se non che poco prima della proclamazione del Regno d'Italia inizia a cambiare i toni nel suo diario, nei suoi Annali di Belluno, inizia a dire, apprendo dai giornali che dal Regno d'Italia arrivano, dai territori conquistati dai Savoia, poi quelli che diventano Regno d'Italia con la proclamazione del Regno d'Italia, arrivano delle notizie che non mi piacciono.
nuove tasse, nuove leggi che sono state estese dal Regno di Sardegna a tutti i territori, che provocano insoddisfazioni in Lombardia, insoddisfazioni in Toscana, insoddisfazioni in Italia meridionale. Lui dice: in Italia meridionale c'è un fenomeno di insofferenza contadina, di criminalità locale preesistente, che viene sfruttata, lui dice, dalle forze reazionarie, è stata trasformata in una forma di brigantaggio che si cerca di rendere un brigantaggio politico. Lui dice: se le cose vanno avanti così non possono durare. Lui dice: bisognava adottare un sistema federalista, cioè bisognava lasciare le leggi che funzionavano laddove c'erano, creare un sistema armonizzato, organico, però riconoscendo perlomeno delle autonomie locali, se non una forma di liberalismo, una forma, scusatemi, di federalismo. E inizia ad essere critico, il suo pensiero inizia a cambiare radicalmente, inizia a diventare addirittura un pensatore antidemocratico, con il tempo inizia a criticare ferocemente la rivoluzione francese, se non che dopo il 1861 nello stivale ci sono fondamentalmente due buchi da riempire, cioè il Lazio, quello che rimane dello Stato Pontificio, e quello che rimane del Regno Lombardo-Veneto, per cui Mantova e le province venete, compreso anche Udine e Friuli. Lui era già consapevole che prima o poi gli italiani sarebbero arrivati anche lì, però i toni sono completamente diversi rispetto che ai tempi del 48. Lui nel 48 diceva: sì, i veneti si sono ribellati agli austriaci anche grazie al ricordo della Serenissima, un fatto importantissimo, però negli anni 60 dell'Ottocento lui inizia a distinguere tra i veneti e gli italiani come due realtà differenti, cioè lui definisce gli italiani come quelle persone legate al Regno d'Italia che vorrebbero uniformare tutto. Una cosa per lui sono gli italiani, potremmo dire gli italianissimi, fautori dell'unificazione, dell'omologazione culturale, e dall'altra ci sono i veneti, ci sono i napoletani, ci sono i siciliani, le altre popolazioni che lui dice vorrebbero restare quello che erano prima, che vivono questo processo di unificazione in maniera negativa. Lui vede l'Italia arrivare in Veneto con la terza guerra d'indipendenza, col 1866, e la vive praticamente con rassegnazione. Lui sapeva che gli italiani sarebbero arrivati con le loro leggi, con le loro tasse, e aveva già esposto un giudizio negativo. Lui vive il plebiscito del 1866 come una commedia, secondo l'espressione della stampa dell'epoca, la commedia del plebiscito, come una pura formalità. Non va nemmeno a votare, nel senso che votare no era inutile, anzi addirittura poteva essere un modo per riconoscere la validità del plebiscito, per cui lui non va nemmeno a votare. E per carità espone la bandiera tricolore per l'ultima volta come aveva fatto nel 48, ma è puramente una formalità. Arriva il nuovo Regno d'Italia anche nel Veneto. Lui inizialmente, diciamo che per carità anche con suo fratello va a Firenze, fa una proposta di legge che viene presentata al Parlamento. C'è una prima fase in cui guarda anche con, non dico con speranza, ma con una certa attenzione il nuovo clima politico, se non che negli annali di Belluno ben presto i toni diventano sempre più negativi. Lui si chiude in se stesso, lui già non era più podestà di Belluno, ma si rende conto che non vuole più partecipare alla vita politica, anche perché lui inizia a descrivere la crème dei bellunesi, l'elite cittadina bellunese, come un gruppo di arrivisti, di persone che in parte, lui dice, sono stati dei patrioti un po' ridicoli che adesso cercano di prendersi più posti possibile in comune, nell'amministrazione. Dall'altra ci sono persone venute da fuori che si prendono i posti nella pubblica amministrazione. C'è gente che prima era austriacantissima, stava con l'Austria, sono voltati casacca e adesso collaborano con il Regno d'Italia. È deluso, si chiude praticamente in se stesso, si chiude nella sua vita di possidente terriero, non si interessa più alle faccende, potremmo dire, non vuole più collaborare alla politica. Lui guarda il mondo, potremmo dire, un po' dalla finestra di casa, potremmo dire dai giornali che legge, non partecipa più in maniera attiva alla vita politica, anche perché ormai è considerato un nostalgico dell'Austria, un reazionario, che poi in realtà lui, Bazzole, protestava anche sotto gli
austriaci, non soltanto sotto l'Italia, cioè l'elemento di coerenza nel suo pensiero, al di là dei cambiamenti che lui ha avuto, prima con il 48 pro risorgimento, poi contro il risorgimento, l'ideale che mantiene sempre coerentemente è quello dell'autonomia e del federalismo. È lì che lui si sente tradito, altrimenti lui l'unità d'Italia l'avrebbe accettata. Infatti in alcuni passaggi degli Annali di Belluno lui dice qua o si fa una svolta federale oppure lui dice crollerà tutto, nel senso che non appena il Veneto diventa italiano lui si rende conto che le forze che avevano collaborato per cercare di compiere questo mutamento all'alba dell'annessione si mettono le une contro le altre, per cui lui dice Belluno è piena di repubblicani che non perdono occasione per fare manifestazioni contro la monarchia. Lui dice o c'è una svolta federale del Regno d'Italia, che lui riteneva che il federalismo fosse la cura per tutti i mali, o qua probabilmente ci sarà la Repubblica prima o dopo, ci sarà un colpo di Stato, che poi per carità in Italia un colpo di Stato effettivamente è avvenuto in altre circostanze, in altri tempi, però su diverse cose Bazzolle ci ha visto lungo. L'ultimo servizio che lui vuole dare all'Austria è scrivere un opuscolo che firma con uno pseudonimo. Si intitola Una voce all'impero d'Austria, lui lo firma con lo pseudonimo di Raimondo Ganaser. Lui lo voleva firmare come Raimonso Ganaser, che sarebbe stato praticamente le lettere del suo nome spostate. Se non che il tipografo viennese a cui lui aveva inviato il manoscritto ha pensato in un refuso, ha detto Raimonso chi è? Sarà Raimondo? E gliel'hanno pubblicato come Raimondo Ganaser. Una voce all'impero d'Austria era un testo scritto in italiano, un rapido testo, un opuscolo, in cui però lui mette insieme dei consigli rivolti al governo austriaco per conservare l'impero in buona salute. E lui sostiene che l'impero d'Austria debba trasformarsi in una federazione. Non è un libro che istiga i veneti a un'insurrezione, un libro che vuole spingere a ribellarsi contro il Regno d'Italia, contro il nuovo ordine costituito. È un consiglio all'impero d'Austria, il consiglio di una persona che è stata anche podestà, evidentemente, che è stato anche funzionario al servizio dell'impero, gli dice che l'impero deve tornare alla sua origine, diciamo, di unione di entità statali tenute insieme dalla monarchia. Quando nel 1867 nascerà la duplice monarchia, quindi impero d'Austria e Regno d'Ungheria, lui non sarà soddisfatto, lui avrebbe voluto un federalismo vero e proprio, cioè che ogni popolazione dell'impero avesse la sua autonomia. Così non è stato. Bazzolle continua a guardare la geopolitica con interesse e lui è convinto che prima o poi crollerà tutto, nel senso che lui dice ci sono dei rapporti che sono troppo tesi tra le potenze europee. Da un lato c'è la forza dell'impero russo che vuole togliere sempre più territorio all'impero ottomano che sta per crollare. Anche l'Austria si sta prendendo territorio dell'impero ottomano e si scontrerà necessariamente con la Russia. E lui dice che l'Austria per sopravvivere dovrebbe mettere a posto i suoi rapporti con la Russia. La Germania sta crescendo, l'Inghilterra è una potenza imperialista, lui dice prima o poi ci sarà una grande guerra, che lui non ha fatto in tempo a vedere, però in un certo qual modo ha previsto. E del resto anche quel progetto di trasformazione dell'impero in una federazione di per sé possiamo dire che è un antenato dell'idea degli Stati Uniti della Grande Austria che è stata formulata anni più tardi, per cui su tante cose ci ha visto lungo, per cui credo che sia anche sbagliato definirlo un retrogrado, un uomo che era rimasto ancorato al Settecento. Che cos'ha di settecentesco Bazzolle? Di settecentesco Bazzolle a un certo punto inizia ad avere una forte, una crescente nostalgia per la Repubblica Veneta, inteso come Serenissima, non quella di Manin, che si manifesta soprattutto nel possidente bellunese, in cui lui, dovendo parlare di agricoltura e di pastorizia, fa un confronto con i vecchi sistemi e con i vecchi proprietari che c'erano ai tempi della Serenissima e inizia a dare dei quadri idilliaci e dice noi veneti siamo strettamente legati a quello che è stato il nostro passato sotto la Repubblica Veneta, continuiamo ad utilizzare le misure dei campi che si utilizzavano in epoca veneziana, continuiamo a fare i conti con la moneta, la lira veneta, noi siamo legati a quello che è il nostro passato della Serenissima, lì siamo stati bene, addirittura torna indietro nel tempo, torna praticamente alla preistoria, dice il bellunese originariamente è stato popolato da popolazioni che lui definisce celto-retiche, che poi entrano in ottimi rapporti con i venetici,
Poi arrivano i romani che solitamente la nostra storiografia insomma li definisce come amici dei veneti, instaurano dei buoni rapporti, i veneti diciamo che vengono amalgamati, si uniscono amichevolmente con i romani, invece Bazzoli ha un'altra prospettiva, dice deve essere stato terribile per le popolazioni retiche bellunesi, per i bellunesi vedersi arrivare questo impero straniero che gli ha tolto la loro lingua, gli ha tolto la loro cultura, le loro forme di amministrazione locale, e l'invasione dei romani deve essere stata la prima invasione di barbari nel nostro territorio. La storia del bellunese è stata tutta una storia di dominazioni, sembra quasi di leggere un po' il Gattopardo, no? la descrizione della Sicilia. L'unica dominazione venuta diciamo da fuori, ma neanche troppo, che a Bazzoli piace, è la Serenissima. Lui dice i veneziani ci hanno riconosciuto la nostra autonomia, noi abbiamo fatto una dedizione, per il resto potevamo tenere i nostri statuti, il bellunese stava benissimo, il feltrino non ne parliamo, il Cadore era una libera comunità democratica, vivevano tutti bene, i proprietari terrieri veneziani per carità erano un po' particolari, avevano i loro pregi e i loro difetti, però alla fin fine lui dice anche i contadini erano trattati meglio, e lui confonde addirittura i pregi con i difetti, dice sì, non si pagavano tasse perché stavamo benissimo, ovviamente mancavano le infrastrutture, non c'erano le strade, però lui dice si stava ben che mai perché senza strade non arrivavano foresti, per cui conservavamo i nostri costumi, la nostra lingua, stavamo benissimo, tutto era conservato perfettamente finché non è caduta la Serenissima. Arrivano i francesi e creano questa provincia artificiale del bellunese, poi arrivano gli austriaci, poi arriva il Regno d'Italia che ci manda addirittura dei funzionari dalla Lombardia con cui noi non volevamo avere niente a che fare, i primi foresti che arrivano. Poi con gli austriaci di nuovo ci riorientiamo verso Venezia, si sta abbastanza bene, adesso con il Regno d'Italia andrà perduto tutto, lui dice ci sarà un annientamento culturale senza precedenti, perderemo tutto quello che avevamo. Allora, Bazzoli non è mai stato un cattolico intransigente, nella prima parte della sua vita, anzi, nella prima parte degli annali di Belluno, quindi anche quando aveva già una certa maturità, voglio dire, era oltre i 30 anni, lui addirittura ogni tanto si permette anche delle critiche al Papa, insomma, Bazzoli andava in chiesa, però non era un cattolico intransigente, lui non gli interessava del potere temporale del Papa, non era nemmeno un legittimista, non gli interessava dei governi cattolici, eccetera. Però a un certo punto, vedendo le politiche del Regno d'Italia, anticlericali, contro gli ordini religiosi, inizia a viverla molto male e inizia a presentare una forma, potremmo dire, di cattolicesimo identitario, dicendo da una parte ci sono i veneti cattolici, dall'altra ci sono gli italiani, da una parte ci sono le nostre feste cristiane, cattoliche, venete, tradizionali, dall'altra c'è il Regno d'Italia che non le riconosce. Inizia una forte contrapposizione, tanto che lui inizia appunto a parlare di veneti e di italiani come due entità separate. Allora è vero che Bazzoli sì, per carità andava a messa, era cristiano ma non era un cattolico intransigente, però credo che forse un passaggio della Bibbia gli era particolarmente chiaro. Io quando ho letto le opere di Maresio Bazzoli, insomma, mi è tornato in mente un passaggio del libro dei Proverbi 22-28, che poi si ripete a 23-10, non spostare il confine antico posto dai tuoi padri, e poi non spostare il confine antico. I confini intesi come realtà territoriale, municipale, per Bazzoli sono sacri, hanno sempre caratterizzato la sua vita. Lui ha vissuto molto male le politiche del Regno d'Italia fino alla sua morte, non ha assolutamente salutato al colonialismo italiano, anzi l'ha presentato come una burletta, un modo per far morire i giovani inutilmente in terre lontane e produttive. È interessante il fatto, per esempio, che lui ha sentito in maniera molto, potremmo dire, emotiva la questione dello sterminio dei nativi americani. Lui dice gli abitatori originari di quella terra stanno venendo tutti quanti ammazzati e tra poco non ne resterà più nessuno, per cui è una figura con tante sfaccettature. Ridurlo a un retrogrado, un legittimista austriaco non ha senso. Bazzoli non è stato semplicemente un austriacante, è stata una persona che per un certo periodo ha avuto anche dei buoni rapporti anche con l'Austria, però si è sempre lamentato, ha sempre protestato quando necessario anche sotto gli austriaci. È stato sicuramente un bastian contrario, un federalista, una persona che a un certo punto ha scelto di ritirarsi a vita privata, di portare avanti la sua polemica sotto forma di manoscritti che fino alla sua morte non hanno circolato, una scelta un po' particolare.
Non lo possiamo definire pienamente tradizionalista, possiamo dire che ha degli aspetti reazionari, nel senso che lui reagisce contro la rivoluzione, però non propone un progetto compiutamente tradizionalista, non sempre offre, diciamo, delle risposte ai problemi dopo essersi lamentato. È una figura da riscoprire. Io spero che il mio lavoro, insomma, possa servire anche per riscoprire Bazzolle non soltanto in una dimensione provinciale, municipale, come è stato fatto fino ad oggi, perché fino ad oggi è rimasta una figura di interesse semplicemente per il bellunese, ma voglio che, insomma, spero che gli sia restituita perlomeno una dimensione regionale, se non di importanza a livello della penisola. Insomma, credo che sia una figura interessante per gli studi risorgimentali, che meriti di essere approfondita e che meriti anche di essere messa in relazione con il presente. È utile per capire anche l'identità attuale del Veneto contemporaneo, nel senso che, per esempio, Bazzolle è un borghese che però nel possidente bellunese si immedesima nel patriziato veneto. È un fatto molto interessante, sembra un pochino quello che hanno fatto alcuni imprenditori veneti dopo il miracolo economico, cioè hanno cercato un passato illustre nella Serenissima, di cui di per sé non sono i discendenti diretti, perché non erano patrizi, erano persone di terraferma, non veneziane, non nobili, che però vedono in questo grande passato una linea da seguire, un orientamento, un passato che per loro assumeva e assume valore di futuro. Ecco, poi Bazzolle pone anche la questione sempre viva, sempre presente in Italia, del rapporto tra centro e provincia, del rapporto tra un governo centrale e quella che è invece una dimensione locale plurale legata a tanti campanili, a tante province, a tante contrade. Nello Stato centralista, nello Stato nazionalista, l'uomo esiste sostanzialmente come individuo davanti a quello che è il governo, cioè vengono a mancare quelli che sono i corpi intermedi, le autonomie locali. Ma l'uomo non esiste solo come individuo, esiste anche come comunità, e questo Bazzolle ce l'aveva molto presente. Per cui anche oggi che si parla, per esempio, di eliminare, di sopprimere alcuni comuni, di accorpare i comuni, perché si ritiene che questo permetta di tagliare i costi della politica e dell'amministrazione, stiamo molto attenti, perché significa tagliare, cioè tagliare un costo che serve per la partecipazione di una comunità a quello che è un discorso politico, è un fatto molto importante, cioè l'uomo non partecipa alla politica soltanto come individuo, ma c'è anche una comunità che ha diritto ad avere una sua rappresentanza in un contesto più ampio di uno Stato, per cui, insomma, penso che possa sollevare diverse questioni anche legate alla geografia, per tornare all'aspetto originario del mio discorso, all'aspetto iniziale che volevo mettere in evidenza, che insomma sono utili non soltanto per lo studio del passato, ma anche per la comprensione del presente. Vi ringrazio per l'attenzione e sono a vostra disposizione per le domande, per le vostre curiosità. Grazie a tutti per la